Si tratta di un giovane di 18 anni che evidentemente vive quel disagio giovanile molto diffuso e anche molto pericoloso, così ampiamente, quasi oserei dire epidemicamente rapportato anche al nostro territorio. Il ragazzo era completamente ammutolito, era bloccato, non ha detto nulla, ma non aveva neppure lucidità per dire qualcosa. Occhi bassi, sguardo contrito, bocca chiusa, così il diciottenne Alil si è presentato agli inquirenti nel carcere di Santabona nell'interrogatorio di garanzia per la violenta rapina nella casa della famiglia Bubola a Pieve di Soligo, dove sarebbe stato peraltro riconosciuto da uno dei figli dei proprietari. Il giovane quindi né ha tentato di difendersi né tantomeno ha fatto i nomi dei due complici sui quali si continua a indagare. È possibile che sia rimasto succube dei suoi complici, che sia succube di altri? Guardi, questo non lo so, perché giustamente non ho elementi di fatto per affermare questo. Dico che ha 18 anni. Alilla resta in carcere in attesa di una svolta nelle indagini che sembra imminente. Da questo dipenderà anche la tattica difensiva nel breve periodo. Ho anticipato, la madre che piange qua in studio ore piantonata. Ho anticipato questo al giudice, ho chiesto una sostituzione di misura, ma ritengo che in questo momento la tempestività della sostituzione di misura avverrà in una fase successiva. Ecco. Sullo sfondo resta il precedente, la rapina consumata a Refrontolo un anno fa nella villa dei gelatieri d'Oimo. All'epoca il giovane era minorenne e avrebbe agito come basista della banda, sapendo che in quella casa c'erano dei soldi. Pur nella massima cautela, Riponti marca la differenza. Un anno fa la situazione era diversa. Questa volta ha partecipato, aveva parlato anche con i carabinieri di quello che era successo, delle motivazioni, aveva dato le sue spiegazioni. Questa volta qua invece è come discutere con una colonna di marmo, ecco, non si discute. Parla da legale difensore Riponti, ma anche da docente universitario di criminologia, ne esce un quadro inquietante. Probabilmente questi giovani, ed è una questione inquietante, sia minori che appena maggiorenni come in questo caso, vivono una dimensione di rapporto con la realtà assai peculiare, sono immersi in un mondo mediatico e anche web e anche internet in cui i modelli che circolano sono modelli di violenza, sono modelli di volgarità, modelli di brutalità. Io sono particolarmente addolorato da questa faccenda e anche molto solidale con le persone offese che hanno vissuto dei momenti drammatici. Però noi dobbiamo pensare a rifondare la nostra società per quanto riguarda i rapporti con il mondo giovanile.